Buongiorno a tutti. Questo video ha lo scopo di far capire come usare un'app particolare che noi del cantiere utilizziamo spesso. Con pochi semplici passaggi è possibile scoprire contenuti extra inseriti ad esempio nei nostri articoli. Precisiamo che questa app si scarica gratuitamente sia per Android che per iOS. Il procedimento è più semplice mostrarlo che spiegarlo e quindi andiamo a vedere semi passaggi fondamentali. In questo piccolo tutorial il sistema operativo utilizzato è Android, ma il processo è similare anche per altri sistemi. Iniziamo aprendo il Play Store quindi e digitiamo sulla barra di ricerca Aurasma. L'app che ci interessa è questa con la A viola grande. La apriamo e la installiamo. A questo punto la avviamo. Io avendola già avviata in passato, non ho una schermata che invece a voi sarà richiesta. Questo non è un problema, basta che facciate skip e via. A questo punto la schermata è leggermente strana. La cosa che ci interessa è cliccare sulla A grigia in basso al centro e cambiare la schermata. Benissimo. A questo punto dobbiamo andare a cercare la lente di ingrandimento che è in basso a destra, questa qua viola. Ora, qui sopra, sempre sulla barra di ricerca, scriviamo il cantiere Venezia. Lo ricerchiamo e clicchiamo sul caschetto giallo, questo qua è il primo. Ora in alto a destra c'è scritto follow, clicchiamoci sopra, facciamo un tap e diventerà automaticamente following. Benissimo. Ora il procedimento è molto semplice. In basso al centro c'è una sorta di riquadro, clicchiamoci sopra, bene. A questo punto ritorniamo nella schermata principale. Il gioco è molto semplice perché basta inquadrare una foto del genere ed ecco che automaticamente si caricano i contenuti. Come vedete il procedimento è molto semplice, basta semplicemente inquadrare e automaticamente alcuni contenuti vengono presentati. Spero che questo piccolo tutorial sia stato utile, a presto!